Siamo dai Pititi di Stefania, un nuovo locale, una nuova gelateria. Stefania ha scommesso dopo la pandemia, finalmente siamo arrivati nella zona bianca. Stefania, ci parla un po' di questa idea. Allora, è sempre piaciuto il mondo del gelato, quindi quest'anno ho detto proviamoci e ho fatto un po' di gusti al mio, tipo l'arancia, che è molto buono, che è comunque una specialità che non si trova sempre perché è un... Poi c'è il churi churi, che comunque risale al pistacchio, una Nutella al pistacchio con del pistacchio, e poi c'è il mio cavallo di battaglia, i Pititi di Stefania, che è un nocciola, cioccolato e cereali, molto buono. Poi abbiamo la cassata siciliana, cioè vado a riprendere dei gusti che comunque richiama sempre la Sicilia. Ma come nascono questi gusti? Cioè si mette a sperimentare, li assaggia o li fa assaggiare? E li faccio assaggiare perché comunque non posso assaggiare tutto, se no... Chi li assaggia? Il cliente. Io già dal cliente, anche se c'è la stanchezza perché faccio tutto io, dalla produzione alla vendita, quindi ma mi rifaccio quando il cliente esce soddisfatto. Lei ha lavorato presso altri locali per tantissimi anni e finalmente ha deciso di mettersi per conto proprio. Perché? Perché comunque avevo l'idea di avere dei prodotti sempre genuini e non usare prodotti che non... C'è ad esempio la frutta di stagione, non usare delle cose... Cioè finalmente comanda lei, decide Sì. lei come pianificare il suo lavoro. Perfetto, perché magari non riesci in tante volte, ci provi ma non riesci. Ecco, la telecamera però la sta inquadrando il locale perché è un po', direi, semi-nascosto. Ci può spiegare dov'è esattamente? Questa è casa di mia mamma, che abitavamo quando eravamo più piccoli, ora io abito in campagna e l'ho voluta trasformare in Quindi questa... nella discesa prima di arrivare alla chiesa madre. Piazza Duomo, sì. Quindi nella via principale. Non si può sbagliare. No. Ho sempre avuto questa idea di fare un locale, tutto per me, e quindi oggi ho realizzato il mio sogno. Solo coni o anche dei gelati semifreddi, dei torte? No, gelati, torte gelato, brioche con la granita che faccio io, tutto, dalla farina, impastato anche la farina. Come vede questa ripresa? Ci sarà? Perché ci deve essere, altrimenti lei avrà sbagliato Allora, io tutto. ho aperto il 4 di giugno e ad oggi dico che sono contenta. Se va così sono felice. E ora arriveranno gli altri, no? Sì, infatti, ancora il turista non c'è, però si vedrà. Poi faccio anche le paste di mandorla, che comunque è sempre una produzione sempre mia, dei cannoli siciliani, cioè faccio proprio dei prodotti tipico siciliani. Tutto da sola? Tutto da sola. Meglio sola che mal accompagnata. Sì, per quest'anno sì, un altro anno penso di avere qualche aiutante. Tanti auguri. Grazie.